Si sono svolti ieri alla presenza del vice ministro Cancellieri i tavoli tecnici per monitorare la situazione e le criticità delle nostre strade. La riunione si è svolta presso i locali della prefettura. Hanno visto il dispiegarsi di 4 tavoli secondo le aree geografiche della nostra provincia: zona ovest capofilo il comune di Sciacca, zona centro quello di Agrigento, quindi gli altri 2 della montagna e della costa, presenti anche i rappresentanti del cartello sociale, i sindacati, Don Mario Sorce. Tante le richieste avanzate da parte dei sindaci presenti all'incontro. Particolari problematiche sono state sottolineate per le strade provinciali in quasi totale abbandono. Cancellieri ha parlato dell'annosa e incompleta strada statale Agrigento-Palermo. Per la prima volta si è parlato del completamento dell'anello autostradale con la proposta del sindaco di Ravanusa, primo firmatario, e dei sindaci della provincia Carmelo D'Angelo, della strada Gela-Castelvetrano. Cancellieri ha dato all'ANAS anche il compito di redigere lo studio di fattibilità. Innanzitutto, a chi pensa che queste siano delle passerelle, io chiederei la prossima volta di venire e venire a lavorare con noi, perché questo è un fatto importante. Io oggi ho sentito amministratori locali, che spesso non ascolta mai nessuno, finalmente potersi sedere ad un tavolo e raccontare sia a livello provinciale che a livello regionale che a livello nazionale e anche al prefetto, ovviamente, che hanno dei problemi specifici, ma che soprattutto hanno anche le soluzioni a quei problemi. Allora ascoltare e mettere in campo quelle che sono le strategie migliori per riuscire a risolvere quei problemi è una cosa, oltre che intelligente, anche molto istituzionale, perché qua si sta parlando di un rapporto fra istituzioni. Se noi riusciamo a lavorare, e lavoreremo ancora per tanti e tanti altri appuntamenti in questo modo, noi riusciamo a portare a casa risultati che sono importanti. Passa da questo duro lavoro, non dalle polemiche giornalistiche, la possibilità di aprire gallerie, ponti, di asfaltare strade, perché solo il duro sacrificio e il sudore della fronte hanno prodotto poi alla fine le infrastrutture che ci servono. Gli altri fanno carta stampata, ogni tanto qualche lancio polemico, però poi alla fine non hanno risolto nessuno dei nostri problemi. A settembre riapriamo la Galleria Spinasanta entro questo mese, poi ci saranno anche delle cose importanti rispetto a quelli che sono i 2 viadotti Agragas, di cui uno, vi ricordo, è chiuso, e quello noi stiamo puntando invece a fare con determinazione i lavori. Chi ci sarà passato avrà visto che c'è stato un incremento anche di operai e insomma di forza lavoro. Poi dall'altra parte la speranza di poterla aprire entro la fine dell'anno. Perché dico speranza? Perché usciranno dei numeri da delle analisi che, se saranno confortanti, daranno il via libera al collaboratore per poter dire che è di nuovo riaperto il passaggio ai mezzi leggeri. Questo ripristinerà finalmente la normalità nella città di Agrigento e darà a noi la possibilità di lavorare senza le troppe pressioni che in questo periodo ci sono state. Per carità, pressioni legittime, ma pur sempre pressioni. Grande problema l'Agrigento-Palermo, scusa, Agrigento-Palermo è un problema abbastanza grosso. Su Agrigento-Palermo e sulla Caltanissetta Agrigento noi abbiamo mandato alla CMC un ultimatum, cioè la proposta della perizia di variante che ANAS ha direttamente spedito all'azienda. Loro avranno 15 giorni di tempo per poter decidere se sono d'accordo e quindi accettano questa proposta, oppure non sono d'accordo, e a quel punto avverrà la rescissione del contratto. Non è più il momento né di aspettare né tantomeno di poter pensare che le cose possano cambiare. Cambiano quando si decide che è finalmente arrivato il momento, però loro o ci dimostrano che sono cambiati e mettono in campo la forza lavoro per concludere queste lavorazioni, oppure noi col DL semplificazioni cambiamo il contraente generale. Ormai la legge ce lo permette, con questo strumento che io vorrò usare tantissime volte, tante quante volte ci servirà per poter superare i problemi. È una legge di cui questo governo si è voluto dotare, è una legge che dura un anno, ma è una legge che, ad esempio nel caso del viadotto Emera, ha già prodotto 20 giorni di risparmio su un iter amministrativo che non ci avrebbe consentito di aprire il 31 di luglio. Quindi tutto quello che va a risparmiare tempo, non mettendo mai da parte né la sicurezza né le regole sulla trasparenza e la legalità, è benvenuto. Ovviamente. Ministro, ecco, lei ha lanciato l'idea lanciata dai sindaci di Agrigento per la conclusione dell'anello autostradale, finalmente Castelvetrano-Gela. Sì, io voglio mettere il mio nome insieme a loro in questa piccola pagina di storia che si scriverà,
sull'avvio praticamente del primo progetto della Castelvetrano Gela, sia quella stradale che quella ferroviaria. Lo scriviamo perché sarà una bella pagina di collaborazione fra tanti, che io ci ribatto di nuovo, che non hanno scelto di fare polemica ma che si sono parlati attraverso i giusti canali, quelli istituzionali. Così facendo hanno prodotto un risultato e questo sarà il risultato di tutti. Io nel mio piccolo avrò la bella soddisfazione di poter scrivere. Il primo passo quale sarà per questo anello autostradale? ANAS deve scrivere al Ministero per farsi autorizzare alla progettazione di fattibilità tecnico-economica da parte praticamente della direzione strade, con il relativo finanziamento. Ho già avuto rassicurazioni dal Ministero che alla domanda verrà risposta in maniera positiva, quindi è un risultato che ormai attendiamo e che lo verremo a raccontare sul territorio, perché questa secondo me è una bella notizia. Invece che realizzare soltanto la tangenziale di Agrigento, realizziamo invece tutta l'infrastruttura e chiudiamo finalmente l'anello autostradale che in Sicilia mancava. I soldi dall'Europa stanno arrivando 209 miliardi di euro. Dico, io penso che ci sia posto per la Castelvetrano Gela in questi 209 miliardi.